Ma in realtà per anni ho continuato a cercare di chiedere a qualche editore di pubblicarlo, questo libro, ma forse il timing era sbagliato. Forse. E penso che quest'anno sia arrivata l'opportunità giusta, soprattutto con la mostra Whispers, sussurri appunto alle stanze della fotografia a Venezia. Era il momento ideale per avere questa mostra importantissima in un museo e anche il mio primo libro. Hai citato un momento con lo champagne assieme a Charlene di Monaco, ovviamente magari era Prosecco, chi lo sa, nessuno potrà saperlo, può saperlo, però per favore. Puoi raccontarci in breve la storia di Charlene dello Champagne? Allora, chi lo sa, non sappiamo se fosse veramente champagne. È possibile che fosse Prosecco, però era 10 minuti prima del suo matrimonio, mi aveva chiesto di andare a farle delle foto e quando sono arrivato all'inizio aveva dell'esitazione, ha detto non so se posso farlo. E io ho detto cosa vuoi dire? Stai parlando non so se ti vuoi sposare oppure stai dicendo non vuoi che io faccia le foto? Ovviamente stava parlando di me, non sapeva se voleva che io facessi le foto, questa era un'occasione davvero fondamentale per te, stai per diventare principessa, è veramente un momento storico. Io non darò fastidio a nessuno, mi metto da parte, grande caos, tanta gente che faceva tante cose, foto bellissime che sono venute fuori, ho avuto fortuna devo dire, ma quando sono tornato a vedere cosa avevo scattato al computer, diciamo che le foto non erano proprio il massimo, anzi erano abbastanza bruttarelle. Quello che ho fatto era Vogue.com voleva alcune foto direttamente dopo il matrimonio, voleva che lei sorridesse, ma l'unica foto in cui lei sorrideva era una foto in cui aveva un bicchiere di prosecco, champagne, chi lo sa, e una sigaretta. Lei mi aveva detto qualunque cosa tu faccia non fare uscire delle foto che abbiano in cui io abbia una sigaretta o un bicchiere di champagne. Quindi io ho ripianato la sigaretta e poi mi sono detto ma magari posso convertire l'immagine, fare una versione desaturata di bianco e nero, e da quel momento ho sentito che le immagini assumevano un peso diverso, mi ricordavano tantissimo le foto vecchie dei tempi andati della principessa Grace, ovviamente, e poi c'era anche un peso particolare, erano delle foto adatte per un contesto storico.